Era il 24 ottobre 2021 quando a Treviso si riversarono oltre 5.000 manifestanti per protestare contro il Green Pass, una delle prime manifestazioni organizzate nella Marca. L'ultimo corteo è dello scorso 29 novembre, dopo un mese e mezzo di silenzio torna a farsi sentire il movimento Novax. L'ultima sfilata, erano un migliaio, per inneggiare a medici e infermieri mai vaccinati, poi reintegrati. Oggi, sempre attraverso Telegram, è stato convocato un nuovo corteo per sabato 21 gennaio. La partenza resta da via Roma alle 15 come per i precedenti, per proseguire poi lungo il Calmaggiore fino a Piazza Indipendenza. La stessa manifestazione è stata convocata in altre città italiane, questa volta per protestare contro le reazioni avverse che il vaccino anti-Covid, secondo i manifestanti, avrebbe causato. Alla testa del corteo e relatore a margine anche l'ex sindaco di Santa Lucia di Piave, Riccardo Szumski, insieme a Daniele Giovanardi e agli avvocati Gianni Lopresti e Alberto Poli.